Sono state alcune operazioni sospette a innescare gli accertamenti della Guardia di Finanza di Rovigo, coordinata dalla Procura della Repubblica Polesana su Carlo Bortoletti, 68 anni, di Vittorio Veneto, legale rappresentante della Colmar Technic, società specializzata nel settore dei macchinari per la manutenzione delle linee e reti ferroviarie. 100 dipendenti ad Arcapolesine e una rete di 300 collaboratori. Bortoletti avrebbe sottratto al fisco 2.300.000 euro in un periodo che va dal 2015 al 2017, 3 anni in cui non sarebbero state versate le ritenute IRPEF e le addizionali in capo ai lavoratori dipendenti, costituendo così una sorta di autofinanziamento all'azienda. Nelle scorse ore l'esecuzione del sequestro preventivo da 160.000 euro sulle giacenze di cassa della società e su numerosi conti correnti bancari ad essa riconducibili. Poco più di un anno fa la Colmar Technic si era aggiudicata delle importanti commesse da RFI, tanto che lo stesso Bortoletti aveva annunciato la nascita di uno stabilimento nuovo di Zecca. Altre attività sono in corso per verificare se ci sia liquidità disponibile in altri istituti di credito.